Hanno preso un tombino sfondato nel centro di Padova, la vetrina a 2 passi da Piazza Insurrezione, e in un minuto rubato 800 montature di occhiali di marca, un bottino di oltre 150.000 euro. Una manciata di ore dopo, però, quando a Bologna i 4 cittadini romeni, presunti autori del colpo, sono scesi dall'Alfa con targa francese per cambiare auto e fuggire all'estero, hanno trovato ad attenderli i poliziotti che li hanno fermati, recuperando tutta la refurtiva e altri 50.000 euro di profumi. Le forze dell'ordine sono state bravissime perché dopo 1 minuto e mezzo loro erano qua. Finalmente un po' di giustizia viene fatta, insomma. È il 12° che subiamo nei vari negozi, quindi diciamo che non è stato proprio una sorpresa così, però mi aspettavo che avessero portato via meno roba. Per il titolare, che ha altri negozi tra Vicenza, Schio, Sant'Orso, questo è l'ennesimo furto. Mi sembrava un negozio abbastanza protetto e invece hanno portato via una valanga di roba. Facendo un po' di conti così della serva, 160.000 euro di roba. Cioè non pochissima, perché Cartier, Jacques Marimage, tutto pezzi da 1.000 euro, Sato, Thom Browne, quindi si fa presto a fare un po' i conti, cioè c'era un Cartier da 1.600 euro. Le indagini erano partite il 17 dicembre, quando a pochi metri di distanza era stata presa di mira l'Ottica Max, 200.000 euro di bottino. Quell'auto, immortalata dalle telecamere, è stata vista rientrare in Italia 3 giorni fa, e così sono scattate indagini e appostamenti degli agenti fino al colpo di queste ore. Intercettata poco dopo in autostrada, l'auto è stata seguita fino a Bologna. I vetri erano fino a qua, i cassetti erano fuori tutti occhiali, un po' di occhiali per terra, cioè un po' quelli che erano rimasti. Noi dobbiamo fare dei forti, noi dobbiamo mettere serrande, dobbiamo mettere deterrenti, dobbiamo mettere un sacco di cose che però, cioè, sapete anche voi, l'economia è questa, mettere delle serrande adesso qua elettriche vuol dire spendere 30.000 euro di serrande, e l'ultimo dei problemi adesso è spendere 30.000 euro di serrande. E i 4 arrestati, fra i 28 e i 44 anni, alcuni già noti per episodi simili, potrebbero essere gli autori di altri colpi tra Toscana, Emilia-Romagna, Veneto e poi quel colpo del 17 dicembre a Padova.